La prima parola che voglio dire è quello di fare una fotografia su questa serata, anche mettendola a confronto. Roberto, ricordavi quella dell'anno scorso, dove eravamo pochini, dove non c'era la sensibilità che forse c'è oggi. E quindi mi stavo chiedendo, ma cosa è successo in questo anno? O meglio, cosa è successo in questi ultimi giorni? Forse è stata necessaria la strage di Parigi, forse è stata necessaria il sangue versato, perché anche noi diventiamo più sensibili. E diventando più sensibili noi, cosa possiamo fare, mi sto chiedendo? La sera finisce, ciascuno di noi torna a casa e domani sarà come oggi, come ieri? Quale responsabilità noi ci assumiamo per il fatto che siamo qui ad ascoltare chi di noi a parlare di questi problemi così delicati? Ecco, l'interrogativo me lo stavo ponendo mentre ascoltavo bellissimi interventi, molto arricchenti, molto stimolanti, ma poi mi chiedo, ma è dopo? E dopo tutti noi che siamo qua dobbiamo assumerci una certa responsabilità, cioè di portare fuori da questa stanza queste problematiche. Cioè vogliamo un mondo, è stato detto da tutti, della diversità? Vogliamo un mondo in cui è possibile vivere con idee diverse, con visioni filosofiche diverse, religiose diverse, ideologiche diverse? Guardate che non fino a molto tempo fa, e lo dico io che sono un prete, pensavamo che la verità fosse quella del Vangelo, quella della Chiesa, addirittura della Chiesa cattolica, neanche della Chiesa protestante ortodossa. Allora dove stiamo andando? Com'è possibile accettare addirittura la religione musulmana, ebraica, tutte le altre religioni, ma tutte le altre filosofie di vita? Guardate che questi episodi, a mio avviso, stanno mettendo in questione ciascuno di noi nella nostra identità, del chi siamo, del che cosa progettiamo, il senso della nostra vita. E perché tutti noi abbiamo sicuramente una visione al di là del giorno in cui viviamo materialmente, spinti dall'amore, dalla fraternità, dall'accoglienza, ma in fondo qual è la nostra filosofia di vita? Ma dove sta la verità? Ma esiste una verità? Ecco, allora, perché noi qua dentro forse siamo anche tutti d'accordo che bisogna vivere nella diversità come ricchezza, è stato detto, no? Nessuno di noi, eppure purtroppo è stato anche un Papa che ha detto che la verità è quella di Gesù Cristo e del Vangelo. Purtroppo siamo arrivati a questo, che noi cristiani abbiamo preteso di avere la verità. E quindi chi di noi si sente cristiano, forse qui dentro ci sarà qualcuno che va in chiesa, come guarda la religione diversa, come guarda i musulmani, come guarda gli ebrei, come guarda le altre filosofie di vita? Allora queste occasioni sono di riflessione per ciascuno di noi. Qual è l'altra cultura diversa dalla mia? È diversa dalla mia da cui mi devo difendere, o è diversa dalla mia per cui mi devo arricchire attraverso di questa? È un piccolo episodio che ho vissuto come cappellano in carcere, quando tra i volontari veniva un ragazzo di religione musulmana. Mi ha in certo senso messo in questione, raccontandomi della sua religione, a me prete che ha anche fatto un percorso di studi teologici, filosofici, eppure mi ha fatto riflettere su tante cose che avevo acquisito negli anni della mia formazione. Ecco, siamo disposti a rimettere in questione la nostra visione della vita, la nostra religiosità, chi ce l'ha, la nostra filosofia di vita. Questo è quello che deve cambiare, secondo me. Conoscerci per cambiare. Ecco perché io contesto quel termine che noi spesso usiamo, integrazione, come se i diversi dovessero diventare come noi. Io sono per la interazione nel rispetto della diversità. Ecco, quella
piccola esperienza che nella mia comunità serdiana faccio, perché vengono ragazzi che ci vengono affidati da un tribunale in espiazione penale, ma di qualsiasi religione, dove c'è il musulmano, dove c'è il cristiano, dove c'è, sono la grande maggioranza, gli atei, i non credenti, eppure abbiamo un momento di spiritualità, dove possiamo prendere lo spunto dalla Bibbia, dal Corano, dove ci possiamo arricchire delle nostre diversità ascoltando le diversità degli altri. Quindi credo che queste siano occasioni per cui dobbiamo mettere in questione chi siamo noi, ma in che cosa crediamo, quali sono i nostri punti di riferimento. Ecco perché questi incontri, e così visto oggi molto partecipati, sono un'occasione molto interessante. Ho portato la rivista, se me la avvicini, prima vi faccio vedere. È la rivista della Collina, dove c'è l'editoriale che io ho scritto con la foto di Aylan, ricordate il bambino, che è girato sì in tutti i giornali, ma è stato un momento di grande sensibilità. C'è bisogno che ci sia la morte di qualcuno, soprattutto di un bambino, per poter cambiare la nostra struttura mentale e pensare che non sia possibile accogliere il diverso da noi. E poi la copertina di questa rivista, che da molti mi è stata contestata, è Papa Bergoglio con la keffia di Che Guevara. Ma perché mi è venuta in mente? Perché quando la televisione ci faceva vedere Bergoglio a Cuba, nel retro si vedeva l'immagine di Che Guevara. Ecco, finalmente. Ma è possibile che era o no intento al bene, alla giustizia, alla solidarietà, alla fraternità Che Guevara? Lo è anche questo Bergoglio. Allora perché ancora distinguerci? Perché partiamo da visioni di vita diversa, religiosa, filosofica, politica, ideologica. Ecco la grande sfida che oggi ci pone questo problema che stiamo vivendo, nella accoglienza di chi è diverso da noi, ma per arricchire noi, per mettere in questione le nostre sicurezze. E invece cosa avviene? Qui è la grande analisi critica che dobbiamo fare ai nostri mass media, ai nostri politici. La utilizzano con finalità elettorali, no? Questa paura di cui parlano, bisogna aver paura degli altri, e questo è il gioco terribile che oggi sta vincendo. Bisogna guardare con diffidenza quello che veste diverso da me, chi ha il colore della pelle diverso dalla mia, ma lo si diceva qualche altro prima, se io riuscissi a conoscerlo, a entrare in relazione con lui, cambierei punto di vista, cambierei dentro di me la visione che la mia formazione passata mi ha dato, che i mass media che io ho utilizzato mi hanno dato e che ancora oggi insistono. Ecco la grande esperienza che con la gestione dello SPRAR faccio fare ai ragazzi che ho in comunità in espiazione penale. Quando ci sono stati i ragazzi dello SPRAR che vivevano di fianco a questi ragazzi, a un certo punto erano loro che li chiamavano: vieni a far colazione con noi, vieni a mangiare con noi. Ecco il grande cambiamento di chi ha commesso anche gravissimi reati, di accoglienza del diverso, perché ne ha sentito l'umanità che unisce queste due persone nella diversità culturale, nella diversità ideologica, nella diversità comportamentale. Allora solo in un grande cambiamento culturale noi possiamo accogliere e capire queste persone. Il terrorismo gioca su questo, no? Nella vignette di Tacqua è molto bella quella che dice, me la sono segnalata: il terrorismo non ha religione, il terrorismo è un crimine, il crimine va condannato. Attenti che non tutti sono d'accordo su questo. Il terrorismo sembra per molti ancora, perché sono i mass media che ci fanno pensare questo, che siano l'espressione di una religiosità. Ma sono stati i terroristi a invocare Allah? Ma non l'abbiamo fatto noi. E cosa Hitler non diceva? Gott mit uns, Dio è con noi, uccidiamo in nome di Dio. Allora questa è la mia preoccupazione come prete, come religioso. Non possiamo invocare Dio per uccidere, è una cosa assurda, ma non lo dicono i cristiani, lo dicono i musulmani, no? Lo dice il Corano. E allora
Perché non riuscire a cambiare mentalità insieme, però, non guardandoci con diffidenza e condannandoci l'uno con l'altro? Il terrorismo ha questa radice comune, della paura dell'altro, della paura del diverso, della presunzione di essere migliori degli altri. E questo non potrà mai riuscire a fare tra di noi capacità di relazione, nel restare diversi l'uno dall'altro. Io non voglio nessuna conversione, non voglio che un musulmano diventi cristiano, per carità, che resti musulmano, né un cristiano che diventi musulmano. Non importa quale religione tu ti affidi, quello che conta è se hai capito che l'umanità è comune, che l'essere umano fa parte di una stessa identità, di una stessa storia, partendo da visioni diverse. È un cambiamento culturale molto importante, ma che noi dobbiamo fare a partire dai bambini. Dove sono le scuole? Dove sono qui gli insegnanti? Dove sono i genitori che hanno figli a cui possono dire queste cose? Come reagiscono di fronte alle informazioni che ci può dare la televisione, i mass media, quando succedono queste cose? Cosa abbiamo detto ai nostri ragazzi durante gli episodi che sono successi a Parigi e tutti gli altri? Abbiamo forse indicato come questi cattivi, terroristi, paura, o ne li abbiamo generati noi, andando prima nella loro terra a fare noi violenza? Non siamo stati forse noi a creare queste situazioni? Allora il grande accuso che io faccio a noi stessi, alla mia Chiesa, ai miei confratelli religiosi cattolici, di quello che andiamo dicendo nelle nostre chiese, nelle nostre scuole, nei confronti delle persone diverse da noi. Ecco perché questa è una delle piccole occasioni per cui ringrazio il comune di Assemini. Ma quali sono gli altri comuni che si sono resi disponibili a fare questi discorsi? Ce n'è un altro. Allora, grazie al comune di Assemini, perché è dalle istituzioni che deve partire questo cambiamento di mentalità, questo arricchimento di cui ciascuno di noi ha bisogno, perché solo così è possibile vivere in un mondo di giustizia, di pace, di fraternità. La Francia, libertà, egalité, fraternité, è lì. È una visione laica, ma coincide con una visione religiosa, ideologica, che questo è il destino della nostra umanità, di vivere insieme rispettando le diversità, non convincendo gli altri, perché solo nella diversità c'è la ricchezza, è stato detto più volte. E di questo che ancora ringrazio chi ha organizzato questo incontro, che spero arricchisca a tutti, ma soprattutto perché lo portiamo fuori da questa stanza, nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre strade, quando ci incontriamo con persone diverse da noi, con chi tenta di condannare queste persone, sapere intervenire con fermezza, facendo capire che quello che sta avvenendo è una ricchezza per noi e non una paura di cui noi dobbiamo ancora avere. Grazie.